Da quanto tempo, ragazzi? È da un po' che non ci si vede. Questo video, come vedrete, uscirà molto prima del finire della partita perché tanto c'è veramente poco da dire. Gli ultimi match li ho saltati, non ho fatto video perché tanto sarebbe stata la solita ripetizione del dire sempre le stesse cose della solita squadra, del solito Cagliari. E ci spacciavano il fatto che il Cagliari pareggiasse per 4 partite di fila come 4 risultati utili consecutivi, quando guardando le partite si capisce che quelli non sono 4 risultati utili di fila. Magari lo sono perché sono 4 pareggi, ma non significa che sono 4 risultati utili di fila. Specialmente per una squadra come il Cagliari che vive questa situazione, ovvero la più disastrosa possibile, il fatto di avere una squadra che non è una squadra, il fatto di avere una dirigenza che lascia il tempo che trova, il fatto che in partite, specialmente questa come con l'Inter, il Cagliari dalla metà campo in avanti non esiste. Oggi nel Cagliari ha giocato la difesa. Per carità, giochiamo contro i campioni d'Italia, giochiamo contro l'Inter. Assolutamente. Ci sta anche, mettiamolo, ci sta anche perdere 4-0 con una squadra come l'Inter. Non lo metto in dubbio. Il problema non sta sempre nel fatto che si perde, ma nel come. Sicuramente ci sono i meriti della squadra avversaria, non lo metto in dubbio, ma noi, come ogni volta, facciamo di tutto per perderla. Allora, io a questo punto direi che il nostro campionato potrebbe anche finire qui perché è inutile che vada avanti. Cioè, la Serie A per il Cagliari può tranquillamente finire qui, perché almeno facciamo più bella figura anche non presentandoci, che è meglio a sto punto. E finiamola qui, perché non ha senso continuare. Non ha senso continuare. Bisognerebbe abbandonare il campionato per manifesta inferiorità. È brutto dirlo, è brutto, però è così. Il Cagliari, al momento attuale, è inferiore a ogni squadra, qualsiasi, anche la più debole. Molti diranno, ma abbiamo i nomi, i giocatori ci sono, potrebbe esserci qualsiasi cosa, ma i risultati sono evidenti. Ci possono essere i giocatori, ci può essere la dirigenza, ci può essere Verzega, il cazzo che te se frega, ci può essere qualsiasi cosa. Però il Cagliari non sta rendendo. Non serve avere Godin in squadra per portare il Cagliari in una posizione decente. Non in Europa, in una posizione decente. Non serve avere Rog, non serve avere Strottman, non serve avere Pavoletti, non serve avere Zappa. Cioè, sono inutili. Io ribadisco, lo ripeto ancora una volta, e tra l'altro un giorno di questi aspettatevi una live qua su YouTube perché è da un po' che manco, in cui parleremo. Ripeto il concetto che sto ripetendo da mesi. Il Cagliari, sportivamente parlando, è morto. Ne stiamo avendo dimostrazioni a destra e a manca. Il Cagliari, sportivamente, è morto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Scrivete voi qualcosa qua sotto su cosa ne pensate di questa situazione del Cagliari, perché io sinceramente nemmeno mi incazzo più. Mi lascia totalmente indifferente, anzi, mi stranirei se il Cagliari vincesse, perché non mi ricordo più come si fa.